In occasione della 10ª giornata dei diritti dei pazienti autistici europei, l'associazione Lotta all'Autismo Onlus di Treviso mercoledì sarà a Bruxelles. Noi andremo come auditori a Bruxelles per questa 10ª giornata sui diritti del malato per imparare quali siano le migliori prassi sulla salute mentale e imparare dai paesi più sviluppati. Proprio con questo scopo è nato il tavolo intergruppo degli eurodeputati, il cui cofondatore è il deputato trevigiano David Borrelli. L'autismo in Europa infatti presenta livelli di conoscenza nettamente superiori a quelli italiani, quindi c'è molto da imparare. Noi sappiamo che per esempio rispetto alla Scozia l'Italia è arretrata di circa 30-40 anni in merito alla conoscenza, alla consapevolezza e alle buone prassi. Ecco che allora noi cercheremo di capire come con il tempo riusciremo anche Treviso e l'Italia insomma a migliorare tutto ciò che ha a che fare con l'autismo. È recente il caso dell'esclusione delle 2 bambine dalla gita scolastica. Nel caso dell'inclusione scolastica e quindi la comprensione, come diciamo noi, è necessario fare tanto. L'Italia ancora deve imparare molto dall'Europa e dai paesi più sviluppati.